Rosi, posso chiederle un giudizio sull'operato del governo nazionale, fermo restando che quello che è successo ha sorpreso tutti, no? Credo che chiunque avrebbe avuto qualche difficoltà, questo bisogna essere sinceri e bisogna essere onesti nel riconoscerlo. Poi come l'hanno gestita, come la stanno gestendo, perché non è mica finita. Ha ragione lei a dire che la situazione era una novità, era complessa e sicuramente difficile. Però l'errore principale, perché è stata gestita male, questo dobbiamo dire, nonostante le buone intenzioni che talora abbiamo notato, perché si è visto che in qualche momento c'era la buona volontà di fare, in realtà non si è capito la cosa principale, che l'Italia è lunga 1100 chilometri e ci sono realtà territoriali molto diverse. Il Veneto ha avuto una sorte migliore per la sanità grazie alla sua territorialità della sanità, al fatto che abbiamo salvato il medico di famiglia, che abbiamo diversamente per esempio dalla Lombardia, che ha accentrato, ha creduto tutto nella specializzazione nei grossi centri. Noi abbiamo tenuto invece il medico a contatto con le famiglie, la sanità del territorio, un pragmatismo anche per stare a quello che diceva il sindaco, che condivido quasi totalmente, sulla scuola. Non bisogna fare un'unica norma che vale in tutta Italia. Prendiamo la Basilicata, che ha un tasso di contaminazione bassissimo. Ha senso che la Basilicata debba soffrire le condizioni della Lombardia? Certo. Non ha senso. E il Veneto, quindi la visione qual è? È che noi per garantire un concetto di vana e di retorica unità nazionale dobbiamo fare le regole uguali per tutti, dal Brennero a Capopassero, tutti uguali. E così cosa facciamo? I disastri abbiamo visto. Se ci saranno dei focolai ci vuole pragmatismo, buon senso, alla Veneta. Se anche a settembre, io non trovo assurdo, anzi mi auguro che sia allontanata quanto prima l'idea dei plexus a scuola, c'è una follia. Bisogna monitorare le situazioni, educare le persone alla prevenzione, verificare costantemente la realtà dei luoghi, attenzione massima se c'è qualche caso, un focolaio, e allora intervenire quasi brutalmente, ma su casi specifici, generalizzare. È che l'Italia ha paura, e questa è la conclusione di questa puntata che mi piace moltissimo, che grazie alle diversità territoriali venga disperso il concetto sacro, che sacro non è, dell'unità e indivisibilità. Guardi, oggi sulla stampa, io ho il Corriere della Sera dedica una pagina intera all'intervento di ieri di Mattarella, no ai conflitti tra istituzioni, i timori di uno scontro tra nord e sud in vista dell'autunno. Ed commenta Marzio Breda, dice, è l'autorità dello Stato che deve prevalere. L'autorità dello Stato sarà l'efficienza, la sburocratizzazione, la qualità dei servizi, la differenziazione tra i territori da premiare. Invece qui abbiamo gli statalisti pericolosi che difendono un centralismo esasperato e non c'è lo scontro tra nord e sud, se mi consente. Lo scontro è tra tutte le realtà territoriali italiane e il centro, e Roma, e lo Stato centrale. Capiamo questo.